Cari amici del Centro Tedesco di Studi Veneziani, caro nostro ospite e relatore di stasera, professore Ulrich Wödewa, cari voi tutte e tutti, benvenuti alla nostra conferenza pubblica, la quale fa parte dei numerosi eventi di commemorazione delle vittime della persecuzione e dello sterminio nazifascista. Il programma, ecco qui, vedete tutto questo. Il programma del Giorno della Memoria 24 di Venezia consiste di oltre 60 attività. Tra queste volevo solo ricordare la deposizione delle pietre d'inciampo, degli Stolpersteine, in presenza anche dell'artista Gunter Demnig, la settimana scorsa, e la cerimonia cittadina al Teatro La Fenice con gli interventi commoventi e molto emozionanti sia del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sia del presidente della comunità di Venezia, Dario Calimani. Non parlo solo per me quando ammetto che non mi aspettavo una cultura veneziana del ricordo delle vittime della Shoah così vivace e variegata. Sarà nostro compito sfruttare le nostre possibilità di comunicazione per riportare in Germania queste importanti conoscenze sulle culture contemporanee dei ricordi a Venezia. La visita della Ministra di Stato per la Cultura e i Media tedesca, Claudia Roth, al ghetto ebraico 2 settimane fa ci dà un adito particolare a farlo e vorrei ricordarvi le sue parole che ci ammoniscono ad assumerci la responsabilità perché i crimini compiuti di nazisti sono e rimarranno parte delle biografie tedesche anche per le generazioni successive. Oggi affrontiamo il tema dell'antisemitismo da una prospettiva storica, guardando alla fine del XIX secolo. A tal fine abbiamo invitato uno dei pochi esperti che ha una conoscenza approfondita di questo tema sia dal punto di vista tedesco che da quello italiano. Sono lieto che Ulrich Wödewa abbia accettato il mio invito. Ulrich Wödewa, nato a Lipsia, è professore di storia contemporanea all'Università di Potsdam e membro del centro di ricerca sull'antisemitismo presso l'Università Tecnica di Berlino. Ha condotto insieme a Werner Bergmann programmi internazionali di dottorato sull'emergenza e lo sviluppo dell'antisemitismo in Europa a cavallo tra 8 e 900. È anche membro della redazione della rivista Quest, Issues in Contemporary Jewish History della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Le sue ricerche si concentrano sulla storia dell'antisemitismo e sulla storia degli ebrei in Europa nell'Ottocento e all'inizio del Novecento con un particolare attenzione all'Italia e alla Germania. Io stesso potevo approfittarne nel corso delle mie ricerche sul compositore Alberto Franchetti, cresciuto qui a Venezia nel Palazzo Cavalli Franchetti. La sua opera d'esordio, intitolato Azrael, fu rappresentata per la prima volta a Reggio Emilia nel 1888 e fu subito eseguita con successo da molti teatri non solo in Italia. Quando nello stesso anno il giovane Franchetti fu incaricato di comporre una cantata festiva per l'800° anniversario dell'Università di Bologna, ecco la stampa cattolica si oppose alla decisione contro Franchetti
e anche contro il teatro comunale che inserì Azrael nel suo programma. Io so tutto questo solo grazie alla ricerca di Ulrich Würdewa, che ha analizzato queste narrazioni antisemite e l'uso strumentale del linguaggio pubblicato soprattutto nella stampa cattolica in Italia. Il suo contributo di oggi riguarda proprio questo tema, il linguaggio come mezzo di posizionamento politico e sociale per diffamare e emarginare persone e individui con conseguenze fatali, come tutti noi ben sappiamo. L'antisemitismo moderno ha proprio questa storia e non è, e cito qui Würdewa, non è un fenomeno autonomo che cresce e alza la testa all'improvviso, ma un fenomeno sociale la cui formazione è direttamente collegata ai grandi sconvolgimenti del XIX secolo. Ecco, la sua conferenza è legata al suo volume pubblicato in lingua italiana, intitolato Come si crea l'antisemitismo, la stampa cattolica italiana fra 8 e 900, Mantova, Milano e Venezia, che a sua volta fa parte di una ampia pubblicazione, qui in lingua tedesca, del 2015, Gesellschaftliche Konfliktfelder und die Entstehung des Antisemitismus, das Deutsche Kaiserreich und das liberale Italien im Vergleich. Prima di chiedere al signor Würdewa sul palco, faccio un breve riassunto in tedesco. Liebe Freunde, herzlich willkommen im Deutschen Studienzentrum. Ich wiederhole jetzt nicht alles, was ich gesagt habe. Ich freue mich nur, dass wir im Rahmen dieser vielen Veranstaltungen des Giorno della Memoria auch einen historischen Beitrag nun leisten können. Einen Blick in das späte 19. Jahrhundert, und damit haben wir einen der größten deutschsprachigen Experten in diesem Bereich, Herrn Professor Ulrich Würdewa aus Potsdam, der bei uns ist und uns mit Blick auf die Publikationen, von denen ich auch viel profitiert habe, nun einen Einblick gibt in den antisemitischen Zungenschlag, ich sage das mal jetzt ganz frei, der katholischen Presse und uns hier sozusagen im Spiegel der publizierten Sprache uns die Bildungen des Antisemitismus des späten 19. Jahrhunderts darstellen wird, die historisch gewachsen sind und natürlich die fatalen Prozesse mit in Gang gesetzt haben, die wir alle kennen. Ich freue mich, jetzt Herrn Würdewa, der auf Italienisch sprechen wird, auf die Bühne zu bitten. Für die Deutschsprachigen unter uns gibt es eine kurze deutschsprachige Zusammenfassung. Herr Würdewa, bitteschön. Allora, grazie mille ringrazio molto per l'invito di parlare qui al centro, nel contesto del Giorno della Memoria, e vi ringrazio anche per la gentile introduzione. Mi sento davvero molto onorato di poter presentare qui, al Centro Tedesco di Studi Veneziani, i risultati delle mie ricerche che ho condotto qui a Venezia, ricerche che sono poi entrate a far parte del libro su cui Richard Erkens ha già richiamato l'attenzione, nonché del libro della casa editrice Giuntina, anch'esso già ricordato. Il mio tema è il contributo della Chiesa Cattolica dell'Ottocento di Venezia alla formazione del linguaggio dell'antisemitismo. Ma non è facile rispondere alla domanda come si parlare sull'antisemitismo emerso nell'Ottocento in un momento politico storico in cui è scoppiata la violenza contro gli ebrei con il 7 ottobre dell'anno scorso. Alla luce dell'allarmante aumento degli atti di violenza antisemita e dell'aumento dell'antisemitismo antisionista nel presente, mi pare utile fermarsi un attimino e dare uno sguardo storico alle cause e alle manifestazioni dell'antisemitismo al momento della sua formazione, per comprendere in questo modo
la particolarità dell'antisemitismo contemporaneo. Cioè vale, mutatis mutandis, anche per il giorno della memoria. Anche in questo caso mi sembra sensato di tornare alle fonti per indagare le cause della memoria antisemita nella Germania nazionalsocialista e il suo crimine contro l'umanità. Entrambi i fenomeni sull'antisemitismo del nazionalsocialismo che le nuove forme di antisemitismo antisionista dei giorni nostri vengono a volte interpretati come la conseguenza di un antisemitismo eterno. Questo dà luogo alla confortante illusione di avere una risposta definitiva e chiara a domande preoccupanti. Tuttavia, i rapporti tra i vecchi pregiudizi religiosi, da un lato, e l'antisemitismo politico secolare, il quale è emerso nell'Ottocento, dall'altra parte, come pure gli atti letali dell'antisemitismo nel XX secolo e le espressioni dell'antisemitismo legato a Israele del nostro tempo, sono complessi e il dibattito sui rapporti fra antigiudaismo religioso e del mondo pre-industriale e l'antisemitismo moderno ha accompagnato la storia dell'antisemitismo da quando questo neologismo è stato coniato nell'anno 1879 a Berlino e la nuova ostilità verso gli ebrei è emersa come un movimento sociale e politico. Robert Wistrich, ex direttore del Centro di ricerca sull'antisemitismo dell'Università Ebraica di Gerusalemme, è stato uno dei più forti sostenitori della tesi dell'antisemitismo come odio eterno. Ma già Hannah Arendt aveva respinto nei suoi studi su elementi del dominio totale l'ipotesi di un antisemitismo eterno come assurda e pericolosa. In questo senso anche Max Horkheimer e Theodor W. Adorno hanno definito l'antisemitismo nella dialettica dell'illuminismo come un fenomeno che ha essenzialmente cause socio-economiche. Giovanni Miccoli, invece, che ha insegnato per molti anni storia della Chiesa qui all'Università Ca' Foscari, ha parlato di un nesso fluttuante tra antigiudaismo e antisemitismo. Per rispondere alla domanda sul rapporto tra motivi cristiano-religioso, motivi laici nell'emergere dell'antisemitismo, sembra necessario risalire alle fonti. In particolare è importante riconoscere come la Chiesa ha ripreso i nuovi motivi di ostilità contro gli ebrei. Nella mia conferenza, quindi, vorrei concentrarmi sulle fonti cattoliche veneziane alla fine dell'Ottocento, nel momento storico, quindi, in cui l'antisemitismo è emerso. Per quanto riguarda l'Italia liberale, negli studi storici viene spesso rappresentata come un paese in cui non c'era spazio per l'antisemitismo. D'altra parte, non si possono trascurare le dichiarazioni antisemite della Chiesa cattolica. Perciò vorrei esplorare quale posizione assunse la Chiesa cattolica di Venezia nei confronti dell'emergente antisemitismo. Il mio intento è scoprire come la Chiesa si è posizionata tra motivazioni secolari e religiose. Quindi tornerò alle fonti e analizzerò sistematicamente il linguaggio del giornale cattolico veneziano nei suoi articoli sulla questione ebraica nell'Ottocento.
Ho consultato il giornale Il Veneto Cattolico, fondato nel 1867 e pubblicato dal 1884 con il nome La Difesa. Esaminerò quindi se la redazione abbia ripresa i dibattiti contemporanei sull'antisemitismo e in che misura questo giornale decisamente ecclesiastico abbia adottato il linguaggio della nuova ostilità contro gli ebrei, che non era più motivata da pregiudizi religiosi. Presenterò prima brevemente la fondazione del giornale per concentrarmi nella parte principale alla cronaca del giornale ecclesiastico sulla questione ebraica. Nella sintesi cercherò di rispondere al problema se e come la Chiesa Cattolica di Venezia abbia partecipato alla creazione del nuovo linguaggio dell'antisemitismo nell'Ottocento. Concludendo, tornerò brevemente alla domanda che riguarda l'antisemitismo del XX e del XXI secolo. Questo mi porta alla prima parte della mia conferenza, alla storia della fondazione del giornale Il Veneto Cattolico. Dopo l'annessione di Venezia al Regno d'Italia, alcuni vescovi della città presentarono all'inizio del 1877 il progetto di un nuovo quotidiano cattolico per la città. L'idea è stata fortemente sostenuta da Giuseppe Luigi Trevisanato, patriarca di Venezia, e il primo numero del giornale apparve nel marzo 1867. Il clima politico in città, in quel momento, può essere illustrato dalle manifestazioni anticlericali in occasione di una visita di Giuseppe Garibaldi a Venezia. I collaboratori cattolici della rivista provenivano esclusivamente dal clero. Il giornale era diretto dal sacerdote Giovanni Maria Berengo. Già 2 anni prima si è presentato con posizioni anti-ebraiche. Tuttavia, il programma del nuovo giornale era principalmente rivolto contro il liberalismo e lo Stato liberale. Il giornale è stato ispirato dalla rivista della Compagnia di Gesù, Civiltà Cattolica, e rappresentava le idee intransigenti del Vaticano. In termini di lettori, invece, secondo le rilevazioni statistiche delle autorità cittadine, il Veneto Cattolica aveva pochi lettori e il giornale si trovò sempre più in una posizione di difensiva, tanto che nel 1884 fu ribattezzato La Difesa. Nel 1893 il gesuita Gaetano Zocchi, che in precedenza aveva lavorato per la Civiltà Cattolica, ne assunse la direzione. Dopo queste brevi osservazioni sul giornale, passo ora alla parte principale della mia conferenza, alla cronaca del giornale sulla questione ebraica. I cattolici veneziani furono agitati particolarmente dalle accuse rivolte a Pio IX dall'opinione pubblica italiana. Nelle riflessioni di Venerdì Santo del 1867, il giornale combinava la critica alla situazione politica italiana con una polemica anti-ebraica. Nel giorno della crocifissione di Cristo, il giornale ricordava l'atteggiamento degli antichi ebrei e formulava questa osservazione in modo tale che l'articolo doveva essere letto come un rimprovero contro gli ebrei di oggi. La grida, cito, crucifige degli ebrei dell'epoca di Ponzio Pilato furono presentate come prefigurazione degli attacchi al Papa
da parte dei politici e giornalisti del nostro tempo. Nel 1868 il Veneto Cattolico riportava indignato sotto il titolo Intolleranza liberalesca che i giornali liberali si sono mostrati altamente scandalizzati per le restrizioni ai diritti degli ebrei romani, di Romania, e che si veda in parte d'Europa uno spettacolo intolleranza. Ma forse così i cattolici veneziani continuarono il suo rapporto, cito, ma forse non si ricordano più quanto maggiore l'intolleranza sia usata contro i cattolici. Poco dopo il giornale attaccò la popolazione ebraica sulla base dell'antica storia ebraica con il titolo I progeni di Giuda. L'autore pretendeva con il nome giudeo dovesse suscitare un sentimento di indignazione, poiché a Giuda erano bastati 30 denari per tradire il Salvatore con malvagità satanica, fingendo un gesto d'amicizia, un bacio. Mentre motivi di antigiudaismo religioso comparivano occasionalmente negli articoli precedenti, nello stesso anno, 1868, apparve sul giornale dei cattolici veneziani un articolo sugli ebrei in Germania, nel quale il linguaggio di ostilità cristiana verso gli ebrei era completamente assente. Nell'articolo si trovano invece i nuovi motivi principali dell'antisemitismo laico. In Germania, come in Austria, si leggeva: gli ebrei avevano preso il sopravvento e si erano impossessati degli affari pubblici. Tornando all'Italia, il Veneto Cattolico ricordava durante la campagna elettorale nel 1874 all'editto Non Expedit, emanato poco prima del Papa Pio IX, e dava a questa bolla un sapore particolarmente anti-ebraico. L'articolo sottolineava il divieto di partecipare alle elezioni, soprattutto per i collegi in cui gli ebrei si erano candidati. Il tenore anti-ebraico del Veneto Cattolico raggiunse un primo culmine nel contesto del Congresso di Berlino del 1878. Secondo i cattolici veneziani, lo scopo del congresso era solo quello di soddisfare i desideri degli ebrei rumeni. Bismarck era stato sollecitato dall'Allianza Israelite Universelle a difendere gli interessi degli ebrei. Al contrario, l'autore ha ricordato all'attivista antisemita parlamentare ungherese Győző Istúzy, che aveva proposto il trasferimento degli ebrei in Palestina. Solo così l'Europa potrebbe, come ha scritto il Veneto Cattolico, cito, liberarsi di questi fastidiosi parassiti. Tuttavia, anticipando nuovamente il linguaggio dell'antisemitismo secolare, l'autore aggiungeva che gli ebrei europei non si sarebbero convinti a un simile passo perché in Palestina non c'era una borsa a valori, né una popolazione cristiana da sfruttare, né le condizioni per arricchirsi con i commerci, perché insomma in Palestina non si adorava il dio Mammon. In un altro articolo dedicato al congresso di Berlino si sosteneva in conclusione che i politici europei non avrebbero avuto altra scelta che sottomettersi agli ordini degli ebrei. Il passaggio del linguaggio dell'ostilità religiosa a quello dell'antisemitismo secolare è evidente soprattutto in un articolo comparso nel giugno del 1879 sotto il titolo
il trionfo del giudaismo nel secolo della civiltà e del progresso. Dopo solo 4 mesi dalla pubblicazione del libro di Wilhelm Marr, Der Sieg des Judentums über das Germanentum, la vittoria del giudaismo sulla Germania, i giornalisti cattolici veneziani citavano il titolo di quest'influente scritto antisemitico, concludendo nello spirito di Marr che la previsione che il ricchissimo giudeo sarebbe diventato padrone dell'economia e avrebbe avuto un'influenza preponderante. Ancora prima che il neologismo fosse coniato, dunque, la stampa cattolica veneziana aveva cominciato a dar forma alla semantica del nuovo antisemitismo. Dopo che il termine che descrive la nuova ostilità laica verso gli ebrei fu coniato a Berlino nell'autunno del 1879, il giornale cattolico veneziano seguì con grande interesse come e dove l'antisemitismo si stava formando in Europa. Il Veneto cattolico si interessava soprattutto per gli sviluppi in Germania. Il giornale ha adottato pure la tesi del giornale protestante e conservativo Neue Preußische Zeitung, che gli ebrei erano corpi estranei ai corpi sociali. Il giornale cattolico di Venezia riproduce pure l'affermazione del giornale protestante di Berlino che la magistratura e l'amministrazione della città, come pure la professione medica, erano completamente giudaizzate. Ho citato. I cattolici veneziani seguirono anche le attività del predicatore protestante di corte berlinese Adolf Stecker, che pure non usava motivi religiosi, anzi solo politici. Inoltre, il giornale non ha esitato di riportare notizie sugli antisemiti tedeschi, anticlericali, antireligiosi, come Ernst Henrizi oppure Hermann Alvard. I cattolici veneziani hanno rivolto la loro attenzione anche sullo sviluppo dell'antisemitismo in Francia. La Difesa scrive con approvazione nell'aprile del 1886 dello scritto La France juive di Édouard Drummond. Gli ebrei, secondo un altro articolo su Drummond, pubblicato con il titolo Semiti e antisemiti, erano responsabili degli sconvolgimenti morali, politici e materiali che avevano sconvolto la Francia. Un giornale cattolico di Roma annunciava la traduzione italiana del libro di Drummond, come scrive la Difesa, lamentando inoltre dello sfacciato atteggiamento di superiorità degli ebrei. Del canto loro la Difesa accolse a braccia aperte la richiesta del giornale romano di leggi straordinarie contro gli ebrei. Oltre alla Germania e alla Francia, i cattolici veneziani seguì con altrettanta attenzione lo sviluppo dell'antisemitismo nella monarchia asburgica. Già alla fine del 1879 il Veneto cattolico lamentava che, citando un articolo del giornale conservatore austriaco Das Vaterland, l'elemento ebraico acquista ogni giorno maggiore influenza nella capitale austriaca. Fine citato. La Difesa poi riferiva sempre più spesso l'accesa politica del Partito Cristiano Sociale di Vienna. In occasione della nomina di Calluega a sindaco di Vienna, malgrado ancora la senza approvazione ufficiale, i giornali cattolici di Venezia prendevano in giro la cosiddetta libertà dei liberali. Per quanto riguarda la parte ungherese della diplomazia della monarchia asburgica, la Difesa riferì nel maggio 1889
che anche in Ungheria i cristiani avevano iniziato a lottare contro gli ebrei. Inoltre i giornalisti cattolici seguirono molto da vicino la situazione nell'Europa orientale, soprattutto dopo lo scoppio del pogrom in Russia. Allo stesso tempo i cattolici veneziani erano indignati dal fatto che l'opinione pubblica liberale europea si limitasse a denunciare le persecuzioni degli ebrei, mentre taceva sulla persecuzione dei cattolici in Europa. Commentando un dettagliato rapporto sulle nuove e dure leggi anti-ebraiche in Russia, ripreso dal quotidiano francese Figaro, la difesa ha affermato che queste ordinanze sono precauzioni elementari che dovrebbero essere prese in tutti i governi civili. Oltre ai rapporti sugli altri paesi europei, il giornale ha seguito da vicino il dibattito interno dell'Italia. La redazione si premurò sempre di segnalare la comparsa di opinioni antisemitiche della stampa italiana. I cattolici veneziani prestarono anche molta attenzione agli scritti antisemiti di autori italiani come il pamphlet di Giovanni de Stampa, La piaga ebrea, pubblicato nel 1889. Il giornale cattolico di Venezia adottava pure presto il linguaggio dell'antisemitismo razzista, come si mostra, per esempio, l'articolo La questione del ghetto a Roma, pubblicato nell'agosto 1884. La razza ebraica, cito, non è un popolo né una società. In un certo senso, continua la difesa, gli ebrei non possono neanche descritti come una classe speciale di uomini. A differenza da altre persone, gli ebrei sono, cito, nient'altro che ebrei. Non si può dire né di più né di meno. Sotto il titolo L'ebreo ecco il nemico, il giornale scriveva che i cattolici in Germania, Austria e Francia avevano riconosciuto senza esitazione gli ebrei come nemici. Solo in Italia la difesa li lamentava. Molti pensano che l'antisemitismo fosse una esagerazione o una ingiustizia. L'antisemitismo, l'autore della difesa sottolinea, è una strategia di difesa perfettamente legittima contro l'invasione, impudenza e i pericoli degli ebrei. Quando un giornale liberale fiorentino ha denunciato l'affissione pubblica di un manifesto antisemitico nel corso della campagna elettorale del 1889, il giornale cattolico replicò ironicamente con lo slogan «Libera muraglia in libero regno». La differenza tra antigiudaismo e antisemitismo è stata oggetto di un articolo con il titolo «La nuova aristocrazia giudaico-massonico». L'autore prima si lamentava del fatto che qualcuno possa pensare che non esista una questione ebraica in Italia, per poi spiegare che l'antisemitismo non è affatto un frutto di un'intolleranza religiosa. Si tratta invece di ben altro. Il fatto decisivo, concludeva l'articolo, è che, cito, i nuovi campioni della nuova aristocrazia del scudo d'oro s'arrampicano negli uffizi pubblici, empiano parlamenti, occupano i gradi migliori dell'esercito e nella flotta. Fine citazione. Inoltre il giornale cattolico di Venezia citava con approvazione la tesi di un giornale pubblicato a Genova, secondo cui la questione ebraica era una questione sociale, riprodendo così uno dei slogan più efficaci del movimento antisemita in Germania. Gli aspetti politici occupavano uno spazio preponderante negli articoli del giornale dei cattolici veneziani, che tuttavia non mancò di dare
dal 1883 in poi spazio alle leggende degli omicidi rituali. Si occupò in particolare del caso che era stata propalata nella cittadina ungherese di Tissa Esla in seguito all'assassinio di una bambina di 11 anni nell'aprile del 1882. Il Veneto Cattolico pubblicò prima una serie di 5 articoli e poi una seconda serie di 21 articoli, tutti riguardanti alle accuse di omicidio rituale. Nel 1889 il giornale cattolico veneziano tornò a parlare dell'argomento per raccontare di uno strano caso avvenuto a Breslavia, capoluogo della Slesia, un caso che non aveva nulla a che fare con la narrazione tradizionale dell'accusa del sangue. Facendo riferimento ad un articolo della Neue Preußische Zeitung, il giornale ecclesiastico veneziano riferiva che un candidato al seminario rabbinico di Breslavia aveva attirato un bambino di 8 anni nel suo appartamento con regali di cioccolato e vi aveva prevelato del sangue. Oltre a Tissa Esla e Breslavia, la difesa ha riferito ampiamente sulle voci di omicidio rituale sulla isola Corfu e nelle cittadine tedesche Kleve e Xanten. Nel settembre del 1893 un lungo articolo di 3 colonne riassumeva la storia di queste voci su omicidi rituali. L'apice dell'agitazione antisemita del giornale della Chiesa veneziana si ebbe tra il 1893 e il 1895 a partire da un articolo dal titolo programmatico "Il motivo dell'antisemitismo non è la religione degli ebrei". Gli ebrei furono presentati come cosmopoliti, aggressori, sfruttatori, oltre che come una razza di parassiti. Il pericolo maggiore, sosteneva l'autore, consisteva nel fatto della conquista del potere da parte degli ebrei e dell'alleanza tra capitale e giudaismo. Questo articolo politico, pieno di odio, era seguito da 2 articoli firmati con l'abbreviazione K, mentre l'articolo primo, intitolato Solidarietà ebraica, riprendeva il tema della dominazione ebraica nel mondo e sosteneva che la diplomazia europea era dominata dagli ebrei e che non esisteva alcun governo in Europa senza ebrei. Il secondo articolo, invece, lamentava la supremazia ebraica sul commercio, sull'amministrazione e sul mercato dei capitali. Subito dopo questi articoli firmati K, la difesa pubblicò un'ulteriore serie di 12 puntate sul tema, il cui furore antisemitico era ancora più spinto. Gli articoli di questa serie erano firmati con il pseudonimo Licurgo e con questo pseudonimo la difesa ricordava ad un personaggio antico che ha salvato Sparta grazie a leggi severe e a una rigida educazione militare. Ciò che rende questa serie di articoli così significativo al nostro proposito è che nel riassumere il significato del termine antisemitismo, essi tornano a combinare motivi religiosi e motivi politici sociali. La serie si aprì con un articolo intitolato La piaga giudea, che in un linguaggio decisamente razzista spiegava come in seguito alla distruzione del Tempio di Gerusalemme, molti secoli prima, questo popolo asiatico avesse cercato di invadere l'Europa. E dopo aver conquistato i diritti civili nel corso della Rivoluzione francese, concludeva l'autore, gli ebrei erano giunti a dominare il mondo
con il denaro, con l'usura e la manipolazione degli affari bancari e della borsa. La seconda puntata, con il titolo La morale giudaica, insisteva ulteriormente sui motivi secolari dell'antisemitismo, facendo riferimento al libro Le Juif roi de l'époque dell'antisemita francese Alphonse Thusnel. Licurgo scrisse, riprendendo un motivo centrale delle caricature antisemite, che, cito, al pari di una piovra gli ebrei avrebbero aggiuntato ogni cosa con i loro immensi tentacoli, cito, l'ebreo rappresenta il potere del capitale. Il pauperismo, i problemi finanziari e le questioni economiche si erano manifestati proprio nel momento in cui gli ebrei avevano ottenuto la libertà. Ecco come hanno ottenuto il permesso di dominare la sfera pubblica e quella economica. 3 giorni dopo, una nuova puntata intitolata L'amor del prossimo giudeo, che illustrava la situazione italiana. Licurgo sosteneva che buona parte dei beni trafugati dalla Chiesa italiana fosse nelle mani degli ebrei, così come molte ville e palazzi aristocratici nelle città e nelle campagne. 3 giorni dopo un'altra puntata è apparso sotto il titolo L'odio giudaico da che proviene. Licurgo si volgeva di nuovo agli aspetti religiosi di questione, ha fatto riferimenti al Talmud, dove ha svelato l'origine dell'odio degli ebrei verso i cristiani. Per gli ebrei Licurgo scrive: i cristiani non sono che animali dal volto umano e dunque comprensibile che, cito, si trattino come animali ovunque possano. La quinta puntata tornava ai motivi politici, affrontando la situazione dei giornali con il titolo La stampa giudea. La sesta puntata affronta di nuovo la questione religiosa, in questo caso associato al filosofo ebreo medievale Maimonide. Licurgo sosteneva che, secondo Maimonide, era dovere degli ebrei uccidere i cristiani non appena se ne presentasse l'occasione. La settima puntata attingeva prima all'odio medievale cristiano religioso, citando Bernardino da Feltre. Inoltre, Licurgo affermava che un'opera cabalistica, scritta a fine del 200 e stampata a metà del 500, prometteva un posto in paradiso a ciascun ebreo che avesse ucciso un cristiano. L'ottava puntata proseguiva il tema religioso, ma lo collega alla politica attuale. Licurgo accusava gli ebrei di ipocrisia e di essere falsi. Sosteneva di benedicessero il re d'Italia nelle loro preghiere in italiano, ma lo maledicessero quando pregavano in ebraico. Subito dopo questo articolo apparve la nona puntata col titolo La Kabbalah talmudica e sanguinaria. Il tema della immaginata violenza del Talmud è ripreso nella successiva puntata, mentre nell'11ª si spiegava come il mistero dei rituali di sangue fosse gelosamente protetto. All'inizio di giugno del 1895, la 12ª e ultima puntata di questa serie apparve con il titolo programmatico La questione giudaica. Licurgo concludeva con osservazioni che in passato i governi avevano considerato gli ebrei come nemici o animali impuri o li avevano costretti a vivere in quartieri segregati. Secondo Licurgo è stato un errore della rivoluzione francese dare agli ebrei la libertà.
Da allora gli ebrei sono una minaccia permanente per la pace e per il popolo. Così concludeva la serie di articoli. Questa campagna di odio, che si svolge tra maggio e inizio giugno 1895, rappresentò l'apice della agitazione antisemita del giornale ecclesiastico veneziano. Dopodiché l'agitazione antisemita della Difesa diminuì. Ben presto il giornale dei cattolici veneziani assunse un tono più moderato. Mentre la redazione guidata da Gaetano Zocchi pubblicava questa campagna, la patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto, il futuro Papa Pio X, si stava cautamente avvicinando all'area liberal conservatrice della classe politica cittadina, una strategia che portò alla cooperazione della Chiesa cattolica veneziana con il sindaco liberale Filippo Grimani. L'orientamento antisemita del giornale cattolico era diventato un ostacolo sulla strada dell'accordo. Gaetano Zocchi dovette ridimensionare la sua agitazione antisemita. Invano si era lamentato con il segretario di Stato Vaticano delle implacabili censure del patriarca di Venezia Giuseppe Sarto. Nel 1896 Zocchi fu allontanato dalla redazione del giornale cattolico di Venezia, si trasferì a Roma alla civiltà cattolica. Nuovo direttore della Difesa divenne Ferdinando Apollonio, sebbene avesse anche pubblicato nel 1890 articoli intransigenti nel giornale. Nel 1899 Sarto affidò questo compito al suo confidente Francesco Saccardo. Nonostante la nuova linea, tuttavia il giornale continuò a riferire sull'antisemitismo in Europa, sebbene il tono antisemita del giornale si fosse ammorbidito dopo il cambio della redazione. Solo occasionalmente i giornalisti cattolici di Venezia tornarono alla retorica antisemita. Nei loro ampi rapporti sul caso Dreyfus, tuttavia, si sono in gran parte astenuti da fare accenni antisemite. Nel complesso hanno pubblicati oltre 360 articoli pubblicati sull'affare Dreyfus fino al gennaio 1914 e gli articoli erano scritti in uno stile piuttosto effettivo. Comunque, il giornale aveva subito una svolta significativa rispetto all'antisemitismo ossessivo sotto la direzione di Gaetano Zocchi. Quando nel giugno 1903 si diffuse la notizia di una campagna elettorale a Mantova del sacerdote Venanzio Bini per le elezioni amministrative, accompagnata da una feroce agitazione antisemita e della formazione di una lega antisemita a Mantova, la Difesa stampò solo un piccolo resoconto sul tema, ma si astenne di qualsiasi commento o incoraggiamento. Quando nel novembre 1903 un volantino anonimo invitava invano a fondare a una lega antisemita anche a Venezia, il giornale cattolico diretto da Francesco Saccardo non ne tennero conto. Al tempo in cui il giornale veniva fondata, e con questo vorrei riassumere le mie osservazioni sul linguaggio dei cattolici veneziani, i suoi redattori ricorsero occasionalmente al linguaggio dell'ostilità religiosa contro gli ebrei. Ma i motivi centrali dell'antigiudaismo cristiano restavano piuttosto sottoposti, come le accuse che gli ebrei erano peccatori, ciechi e incalliti, che non riconoscevano il Messia, che rifiutavano il Vangelo da lui portato, né le accuse di epoca medievale non si incontrano ai primi anni del giornale cattolico di Venezia.
la polemica contro il Talmud, che aveva una lunga storia medievale, e l'accusa della depravazione morale degli ebrei e delle loro radici religiose erano inizialmente assenti, come pure l'accusa di avvelenamento dei pozzi oppure il sacrilegio di Ostia. L'accusa di omicidio rituale è stata sollevata dal giornale cattolico solo nel momento in cui è diventata un tema del dibattito pubblico europeo a seguito del caso Tissa Eslau. Ciò che muoveva i cattolici erano le questioni politiche attuali e il giornale aveva già raccolto i nuovi motivi del linguaggio dell'antisemitismo laico, ancora prima che il termine fosse coniato. La cronaca era concentrata in particolare sulle conseguenze degli sconvolgimenti politici, sociali e economici della società nel corso dell'Ottocento, del passaggio da una società agraria a una società industriale e alla secolarizzazione. Nel corso di questi mutamenti fondamentali, la Chiesa si è trovata sulla difesa, stava di fronte a sfide politiche, culturali e sociali. Di conseguenza la Chiesa incolpava gli ebrei per tutti i suoi problemi e per tutti i mali del mondo. I motivi centrali della campagna condotta dalla Chiesa contro gli ebrei erano gli accusi che gli ebrei governassero il mercato dei capitali e la borsa, che dominassero l'opinione pubblica grazie al potere che avevano sulla stampa, che determinassero la politica e dominare il mondo. In aggiunta, la Chiesa cattolica aveva una propria avversione per il liberalismo, diffamava il liberalismo come il liberalismo ebraico e accusava gli ebrei di manipolare il pubblico in senso liberale. È significativo che la Chiesa cattolica abbia sviluppato i motivi centrali del nuovo linguaggio secolare dell'antisemitismo, prima ancora che il neologismo portasse alla ribalta questa nuova semantica. La Chiesa vide confermata le sue avversioni e le sue accuse quando l'antisemitismo emerse come un movimento politico-sociale in Europa. Il giornale cattolico di Venezia ne riportò con maggior precisione gli sviluppi. Anche le fonti a cui gli autori fecero riferimento in questa fase sono rivelatrici. Avevano ad esempio recepito il linguaggio di un antisemita tedesco anticristiano come Wilhelm Marr e adottato questa citazione subito dopo la pubblicazione della sua opera Vittoria del giudaismo. I conflitti confessionali interni al cristianesimo non giocarono alcun ruolo nell'adottazione dei motivi antisemiti. I giornalisti cattolici adottarono il linguaggio del predicatore protestante del corte di Berlinese Adolf Stöcker, la cui retorica antisemita era analogamente incentrata su motivi secolari. Pure l'antisemitismo protestante della Neue Preußische Zeitung fu ben accolto dal giornale cattolico. Infine è notevole l'adottamento del linguaggio del razzismo da parte dei giornalisti veneziani. Tuttavia, la Chiesa cattolica di Venezia ebbe scarso successo nella sua missione antisemita, nella sfera pubblica urbana e nello sviluppo politico di Venezia, così come il Vaticano non ebbe sulla cultura politica e sulla vita pubblica italiana liberale nessuna influenza. Per tornare alla questione del rapporto tra antigiudaismo cristiano religioso e antisemitismo laico, e per arrivare alla fine della mia conferenza, l'analisi linguistica mostra che inizialmente il giornale cattolico di Venezia
si era riferito solo casualmente a motivi religiosi dell'ostilità cristiana nei confronti degli ebrei, ma aveva invece utilizzato con maggiore enfasi i nuovi temi politici e sociali dell'antisemitismo. La difesa è ricorsa al pregiudizio religioso quando ha cercato di sistematizzare la propria posizione nel confronto degli ebrei. Uno dei primi articoli fondamentali sulla questione ebraica apparsi sul giornale è stato intitolato "Il motivo dell'antisemitismo non è la religione degli ebrei". Anche gli articoli altrettanto principali con la sigla K non faceva riferimento all'antigiudaismo religioso. L'autore, che si firma Licurgo, invece ha congiunto i motivi religiosi tradizionali e i nuovi motivi politici e sociali. L'analisi sistematica degli articoli del Giornale Cattolico di Venezia sulla questione ebraica offre opportunità di tracciare la graduale creazione del linguaggio dell'antisemitismo, come pure, per così dire, la invenzione di una tradizione antisemita. Per concludere, tornando alla questione sollevata all'inizio sull'antisemitismo contemporaneo da un lato e sulla commemorazione della Shoah dall'altro, il caso della stampa cattolica dell'Ottocento può essere un stimolo a guardare più preciso alle situazioni concrete e soprattutto prestare maggiore attenzione al linguaggio, invece di rassegnarsi a un presunto antisemitismo eterno. Studiare la semantica storica del Giornale Cattolico di Venezia alla fine dell'Ottocento può anche contribuire a conoscere le rotture della storia dell'antisemitismo. La sua storia non è stata un affatto lineare e il percorso della nascita del movimento antisemita dell'Ottocento non ha portato necessariamente ad Auschwitz. L'attuale antisemitismo antisionista, dall'altra parte, è in contrasto con le prime agitazioni antisemite che talvolta chiedevano agli ebrei di tornare in Palestina. Quindi, per comprendere l'antisemitismo del XX e del XXI secolo è necessario risalire alle fonti e soprattutto prendere sul serio il linguaggio, ad esempio del Mein Kampf di Adolf Hitler o quello della Carta di Hamas, il suo documento fondante. Grazie per l'attenzione. Grazie mille professore Ulrich Wöver per questa importantissima conferenza, soprattutto anche le ultime sue osservazioni sono di massima importanza. Si capisce che la formazione dell'antisemitismo nell'Ottocento, Novecento è davvero una formazione, quindi prendere la stampa come fonte come fonte che rispecchia questa formazione della stampa, già si capisce che già la scelta non solo del linguaggio, ma già la scelta di un articolo, di un argomento è una strategia. E così io volevo sottolineare che soprattutto la sua osservazione come si dice, sui dettagli storici sono di massima importanza, anche utili per una sensibilizzazione per noi oggi e il nostro discorso. Il professore Wöver è molto a disposizione a rispondere a domande. Abbiamo forse qualche minuto che possiamo fare qui. Io volevo già cominciare con una domanda. Mi chiedo se questa dimensione dell'antisemitismo che lei ha preso in esame, soprattutto esaminando la stampa cattolica,
esiste anche in altre stampe di altri gruppi sociali e culturali in Italia dell'Ottocento. Quindi ci sono differenze tra la stampa cattolica oppure di altre stampe politici. Forse lei può rispondere a questa domanda, ma sono possibili anche le domande in tedesco. Sì, infatti questa è una domanda molto interessante perché proprio nei giornali liberali non si trova nessun antisemitismo. Ci sono dei voci antisemiti anche nell'ambito liberale in Italia, però sono casi strani, sono casi particolari che non hanno avuto un'influenza sulla cultura politica d'Italia, nell'Italia liberale. E la stampa, i giornali politici dell'Italia liberale sono stati proprio libero dei pregiudizi antisemiti. Ci sono alcune voci, però anche loro non hanno avuto un gran successo politico. Ci sono altre domande, altre Fragen an Herrn Wöver direkt? Ich muss mich entschuldigen, dass ich das nicht übersetzt habe. Ich hatte gefragt, sozusagen, ob die Dimension des Antisemitismus, den Herr Wöver in der katholischen, venezianischen Presse untersucht hat, inwieweit der sich unterscheidet von anderen politischen Organen. Und er hat es verneint, indem er gesagt hat, sozusagen von liberale Presse und andere Presseorgane von anderen Gruppierungen haben nicht diese Dimension, fast nicht diese Dimension des Antisemitismus, wie gerade die katholische Presse der Zeit, die natürlich am Ende des 19. Jahrhunderts eine weite Leserschaft hatte. Se non ci sono altre domande, penso che questo è il punto giusto di ringraziare di nuovo il nostro professore e relatore Ulrich Wödewa e abbiamo adesso la bella occasione di continuare il dialogo. Prendo in mano un bicchiere, abbiamo preparato già un piccolo ricevimento, siete tutti invitati, e così volevo solo fare una piccola presentazione che ho dimenticato perché è fresca di stampa, la più nuova pubblicazione del Centro Tedesco di Studi Veneziani è questa brochure si dice così, eine Broschüre, con il titolo del nostro Leitmotiv, Widerspiegelungen, rispecchiamenti, sono qualche riflessioni su questo tema e abbiamo visto anche oggi, grazie alla conferenza di Ulrich Wöver, come fonti storici sono quasi un specchio che ci aiutano di capire meglio la nostra presenza. Questo è un piccolo libretto diciamo così, bilinguale, c'è un miracolo, si può leggere questo libretto sia in tedesco sia in italiano, solo girando il libro. Grazie mille della vostra presenza e adesso siete tutti invitati a un brindisi. Grazie mille e grazie al professore Wöver.